Mancheranno 2 assessori, anche Cannere e Bottacin. Ma mancheranno anche altre figure, ce ne saranno di nuove. Credo che il rinnovamento faccia parte di un qualcosa di positivo, e poi ognuno che ha maturato una propria esperienza all'interno della regione potrà essere utile anche per qualcos'altro. Non esistono solo assessorati, esistono tantissime figure. Chi matura un'esperienza a livello regionale può sicuramente essere utile alla regione anche sotto altre forme. Minimizza il candidato Alberto Stefani i mal di pancia che serpeggiano soprattutto a Treviso per i grandi esclusi dalla lista elettorale ufficializzata dalla Lega nelle ultime ore. Restano fuori, in particolare a Treviso, l'assessore Federico Caner e il consigliere Marzio Favero. A Belluno fuori anche l'assessore Giampaolo Bottacin, che però non aveva presentato richiesta di candidatura. Lei non ci sarà alle prossime regionali come candidato? Evidentemente no, ho visto le liste e non sono in lista. Vuole commentare questa scelta? No, assolutamente no, sono decisioni di altri e quindi non commento. Per lui si parla di un incarico al Ministero dell'Ambiente, anche se le idee per il futuro sono in realtà molto più chiare. Riaprirò la partita IVA dal 1° gennaio e poi tornerò a fare il mio mestiere. Insomma. Diciamo che è un capitolo che si chiude con amarezza questo. No, sono logiche politiche, per carità. Il partito evidentemente a Belluno ha pensato a un rinnovamento e ne ha preso atto. Non l'ha presa benissimo a Treviso Marzio Favero, consigliere regionale ed ex sindaco di Montebelluna, che però era certo di essere escluso da tempo. Nessuna sorpresa da parte mia, tanto è vero che avevo informato il mio preside, visto che insegno filosofia, che sarei ritornato in servizio dopo le votazioni ancora ad agosto. Dico nessuna sorpresa perché è chiaro che non c'è stata una contrapposizione fra me e Bet già da 3 settimane, ed è un amico peraltro, ha fuori i cartelloni elettorali. Significa che qualcuno che pesa forse più del segretario provinciale gli ha detto che poteva tranquillamente muoversi. Pertanto mi è spiaciuto della sceneggiata, ma capisco che c'era il problema di distogliere l'attenzione dal fatto vero, cioè le mie critiche politiche al partito. Critiche a Salvini e al sovranismo, all'ingresso del generale Vannacci che per lui dovrebbe essere espulso, e a Zaia per aver accettato una riforma sull'autonomia che lui giudica pessima. Io credo che la Lega dovrebbe ritornare alla sua vera missione, che è quella del messaggio federalista. Spostarci a destra non ci ha creato consenso, anzi la gente, dovendo scegliere fra un partito di destra, sceglie l'originale Fratelli d'Italia e non la brutta copia che è divenuta la Lega. Il suo futuro, ha concluso, è la promozione del federalismo, unica medicina per salvare l'Italia.